Luca Fraccaro, quella di Fraccaro Spumadoro, una storia che inizia nel 1932 ed è un susseguirsi di cambi generazionali di successo. Ecco, la sua passione, come le è stata trasmessa e ora lei come la trasmette alla quarta generazione? Sì, l'azienda nasce effettivamente nel 1932 con un piccolo panificio in centro a Castelfranco Veneto, sotto la torre in cui i miei nonni e mio papà avevano preso, i nostri genitori avevano preso questo piccolo negozio in affitto, e da lì iniziamo a sfornare il primo pane. E dopodiché ovviamente si va avanti. Dopo la seconda guerra mondiale è lì che avviene un po' una prima trasformazione importante, perché oltre al pane iniziamo a fare anche dei dolci ovviamente utilizzando sempre il nostro lievito madre, no? Il nostro lievitazione, quindi specializzati in questo tipo di lavorazione. E così prendono vita i primi prodotti, quindi dalla treccia, i primi panettoni, i primi pandoro e così via. Tanto che poi abbiamo tralasciato il discorso del pane per concentrarci sul discorso invece dei dolci lievitati. Lei mi ha chiesto appunto com'è stata. Diciamo che è stata una cosa che è avvenuta molto naturalmente, perché da sempre, fin da piccoli, noi tutti i fratelli, cugini, no? Perché ovviamente la proprietà sono 3 famiglie, siamo sempre stati abituati a lavorare dentro, lavorare durante anche il periodo delle vacanze estive, quindi ognuno di noi faceva la sua parte, la propria parte, che non era necessariamente andare in ufficio o quindi fare qualcosa ma proprio tecnicamente andare proprio con le mani in pasta, no? Quindi dalla sala impasto alla parte del confezionamento, tastare gli ingredienti, un po' fare questo tipo di esperienza a 360 gradi. E anche quello che è stata la politica che ci è stata trasmessa dai nostri nonni e dai nostri genitori poi, quindi l'attenzione alle qualità, agli ingredienti, le materie prime, è stato tutto in maniera naturale, tanto che anche io sono la terza generazione, è già entrata anche la quarta generazione ormai da una decina d'anni e si è adattata perfettamente a questo concetto, quindi non c'è mai stato un discorso di problematica di identità aziendale. Ecco, questo è stato tutto molto, molto semplice, proprio perché abbiamo avuto un insegnamento molto lineare e portato avanti con grande linearità. Lo vediamo anche in questa bellissima foto storica. Fraccaro, il nome di famiglia c'è, ma Spumadoro da dove arriva? Spumadoro perché lo facciamo ancora, appunto dopo la seconda guerra mondiale i miei genitori, i miei zii hanno pensato di creare questo aroma per dolci, perché non esisteva nel mercato, e questo aroma per dolci è praticamente una miscela di oli essenziali di agrumi in un veicolo acquoso, e aveva ha la particolarità di avere questa parte dorata, no? E siccome bisognava mescolare, no? Dava l'idea un po' della spuma, della schiuma, no? È stato chiamato Spumadoro proprio perché questa idea di questa parte dorata, e da allora abbiamo chiamato Spumadoro, ed è rimasta anche nella nostra compagine sociale. Abbiamo voluto mantenere Spumadoro perché era un nome un po' che ci contraddistingueva, insomma, su questa. È un prodotto che a tutt'oggi viene utilizzato ed è un aroma per dolci che viene utilizzato sia per le focacce, le colombe, tutti i dolci, diciamo. C'è un elemento che tiene assieme le varie generazioni di Fraccaro Spumadoro ed è il lievito madre. Cos'è e perché fa veramente la differenza in un prodotto artigianale? Il lievito madre è una bella cosa, è molto impegnativa perché ovviamente è un po' il bambino di mio cugino, lo chiamiamo così in un modo scherzoso, perché effettivamente è un qualcosa di vivo che va alimentato ogni giorno e portato avanti ogni giorno. Ha 3 funzioni particolari il lievito madre quando lo si utilizza. Primo, risalta le qualità organolettiche del prodotto. Secondo, è un conservante naturale, quindi aiuta a mantenere più a lungo il prodotto. E terzo, rende per il nostro organismo molto più digeribile il prodotto. È per quello che spesso tanti consumatori vengono da noi e ci dicono: ma quando mangio il vostro panettone non mi crea acidità e non mi crea quella sensazione di pesantezza. Non è che noi utilizziamo lievito madre, solo quello, è per quello che fa la differenza. Quanti anni ha questo lievito ormai? Dal 32 faccio i conti, per cui è più 91 anni, 92 il prossimo
anno, quindi sì, festeggeremo i 100 anni come l'azienda. Non esistevano questi processi moderni che aiutano la lievitazione, quindi una volta tutto nasceva dal lievito madre e quindi veniva, come dire, trapassato da famiglia a famiglia o veniva scambiato. In effetti una volta tutti avevano questi forni a legna nella casa, in questi rustici molto grandi, vivevano più famiglie e la particolarità era che facevano il pane una volta alla settimana e bastava per tutta la settimana perché rimaneva comunque bello soffice. Noi abbiamo fatto anche tanti test su questa cosa qui e effettivamente vediamo che l'utilizzo del lievito madre allunga la vita, la morbidezza del prodotto. Parliamo di Natale, il vostro panettone è il fiore all'occhiello delle vostre varie produzioni, quello classico rimane sempre lo zoccolo duro o ci sono anche altri gusti che man mano si sono fatti strada in questi anni? Diciamo che noi in Italia, magari molti non lo sanno, c'è un disciplinare che tutela il nome panettone, Pandoro e Colomba, no? Quindi questa è una grande cosa, quindi vuol dire che uno se mette il nome panettone o Pandoro o Colomba nel prodotto deve utilizzare esattamente quella tipologia di ingredienti, altrimenti non lo può inserire. Detto questo, noi seguiamo la ricetta classica, la ricetta quella diciamo di una volta che ci è stata tramandata e in cui ovviamente sono presenti i canditi, uvetta, ma anche lì è determinante la scelta degli ingredienti perché noi utilizziamo uvetta australiana, utilizziamo canditi da buccia fresca, quindi prodotti ovviamente di qualità superiore rispetto alla norma. Ovviamente ci va il burro, degli ingredienti molto semplici che risaltano un po' quello che è. E aromi naturali, anche questo è molto importante perché non dobbiamo far cambiare il sapore, il profumo al prodotto. Il prodotto deve dare il profumo di quello con cui quello è prodotto. Anche questo è importante, l'utilizzo di aromi naturali. E produciamo questo panettone in cui ci mettiamo 3 giorni per tutti i nostri prodotti, lavorando con lievito madre, ci mettiamo 3 giorni di tempo per produrlo, da quando si parte con la madre, che è un batuffolo di 5 kg, da quando si parte con la madre a quando si va a confezionarlo passano questi 3 giorni, in cui il lievito fa diversi passaggi, fa 6 passaggi prima di andare in lavorazione finale, quindi sono dei tempi molto lunghi che ovviamente danno delle caratteristiche sicuramente diverse a quello che è un panettone, diciamo così, industriale. Grazie Luca Fraccaro per averci ospitati qui e buone feste. Grazie a voi altrettanto e speriamo che sia nelle vostre tavole tanti panettoni. Fraccaro. Speriamo.